Pace a tutti, benvenuti fratelli, è una gioia essere qui quest'oggi. Voglio iniziare con un piccolo passo. In Efesini 5:1, siate imitatori di Dio come figli amati e camminate nell'amore come Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore soave. Veramente vi invito, fratelli, ad abbandonare i vostri pesi, perché Lui si è sacrificato per noi, ha donato suo Figlio per noi e noi siamo nella gioia e Lui ci chiede di gioire in questo momento, di gioire in ogni istante nella nostra vita nonostante le difficoltà. Quindi con gioia vi dico, fratelli, lodiamo insieme il Signore. Amen.
cosa se Dio è con me. Niente è impossibile con te, gli occhi mi si aprono e le fortezze cadono. Io vivo per te, niente è impossibile. Credo in te, credo in te, credo in te, credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te, credo in te, credo in te, Gesù. Siamo in te, Signore. Alleluia. Questo applauso è a te, Signore. Alleluia. Gloria a Gesù. Gloria a te. Innalziamo un grido per la guarigione e redenzione. Mostraci quel che vedi e i segreti del tuo cuore. Un popolo chiamato e unito alla tua libertà e salvezza, armato con il tuo coraggio. Ciò che vogliamo è una rivoluzione. Il cielo si divida in due, inondaci, nascano fiumi nel deserto. Oggi si respira vita. Osanna, Re della salvezza. Osanna, Dio l'Altissimo. Osanna, Gesù Cristo il Re. Osanna, Re della salvezza. Osanna, Dio l'Altissimo. Osanna, Gesù Cristo il Re. Alleluia. Innalziamo un grido per la guarigione e redenzione. Mostraci quel che vedi e i segreti del tuo cuore. Un popolo chiamato e unito alla tua libertà e salvezza, armato con il tuo coraggio. Ciò che vogliamo è una rivoluzione. Il cielo si divida in due, inondaci, cascano fiumi nel deserto. Oggi si respira vita. Osanna, Re della salvezza. Osanna, Dio l'Altissimo. Osanna, Gesù Cristo il Re. Osanna, Re della salvezza. Osanna, Dio l'Altissimo. Osanna, Gesù Cristo il Re. Alleluia. Gesù è il Re. Gesù è il nostro Re.
Amen. Gesù è il mio Re. Alleluia, su quella croce era scritto il Re dei Giudei. Egli non è solo il Re dei Giudei, Egli è il Re dell'universo. Amen. Ma soprattutto noi l'abbiamo fatto il nostro Re, il nostro Signore. Gloria a Dio. Alleluia. Questa mattina concentrati, perché la presenza di Dio è qui. Concentrati nel Signore, chiudi i tuoi occhi e lodalo con tutto il tuo cuore. Apri il tuo cuore e digli al Signore: Signore, sono qui per incontrarmi con te. E sicuramente lo incontrerai, troverai la sua presenza vicino a te. Egli ti benedirà, egli stenderà la sua mano. Qualsiasi cosa tu abbia bisogno, il Signore lo sa, conosce ogni cosa, e Dio risponderà al grido del tuo cuore secondo la sua volontà. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Vogliamo pregarti per lo Spirito, Signore. Grazie perché tu ci hai donato il tuo Santo Spirito, perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede per ognuno di noi con sospiri ineffabili. Alleluia. Oh, alleluia. Siamo qui per te. Muoviti tra noi. Quello che hai fatto già lo rifarai per noi. Se gridiamo a te, i morti vivono, niente è impossibile, la tua presenza è qui. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Tu conosci già ciò che è dentro noi, nella prova basterà una parola tua. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Vogliamo te, vieni e fai ciò che vuoi. Muoviti qui come solo tu puoi. Vogliamo te, vieni e fai ciò che vuoi. Muoviti qui come solo tu puoi. Vogliamo te, vieni e
la gloria, tu hai l'onore, tu hai la maestà. Alleluia! Quanti sono contenti di essere qui questa mattina? Non c'è un luogo migliore. Quanti possono dire non c'è un luogo migliore? Amen. Ti piace la nostra chiesa? Ti piace la nostra comunità? Se non ti piace, allora vuol dire che tu non sei bello. Perché tu fai parte di questa comunità. Amen. Ma a volte vengono giornate che ci guardiamo allo specchio e diciamo mamma mia. Però ci sono giorni che invece ci guardiamo e diciamo però, non sono mica male. Gloria a Dio, perché ci dobbiamo guardare con gli occhi della fede. Davide diceva, sono stato fatto in modo stupendo, meraviglioso. Non so se aveva uno specchio, ma lui diceva, sono stato fatto in modo meraviglioso. Perché? Perché sapeva che l'aveva fatto il Signore. Volevo dire agli insegnanti delle scuole domenicali, dove siete insegnanti delle scuole domenicali? Eccovi qua, eccovi qua. Io desidererei la domenica mattina tutti i bambini, i ragazzini messi qui, tutti seduti qui, per la lode e per l'adorazione, devono essere qui. Le prime file non le occupate, le occupano i bambini, perché sapete che io sono stato battezzato nello Spirito Santo quando ero bambino. Quando lo Spirito Santo scende sulla Chiesa, scende anche sui bambini. Amen. Quindi noi li portiamo nelle scuole domenicali dopo la lode e l'adorazione. Devono stare qui, perché devono imparare a stare durante il tempo della lode e dell'adorazione nella Chiesa. Non vi preoccupate, perché lo Spirito Santo sa parlare anche a loro. Quindi da domenica prossima, insegnante, per favore, mamma, genitori, portateli qui davanti. Non vi preoccupate se si muovono, non è un problema, non vi preoccupate. Non vi preoccupate. Sapete l'insegnamento più grande da chi l'ho ricevuto io? Non alla scuola biblica, dai vari professori, ma da un bambino, da un ragazzino. Volete sapere come è successo? Volete saperlo? Io stavo insegnando alla scuola domenicale adulti. E c'era un ragazzino dietro, una sorella che aveva una coppia di ragazzi dietro, e io feci una domanda, stavamo facendo lo studio sull'onniscienza e onnisapienza di Dio, l'onnipresenza di Dio. Allora io dissi, c'è qualcosa che Dio non vede? C'è qualcosa che Dio non riesce a vedere, non vede? E allora ovviamente gli adulti, insegnanti della scuola, cioè quelli che facevano scuola domenicale adulti, nessuno di loro si è espresso in quel momento, ma questo bambino che era girato dall'altra parte, che lui era con un disegno che disegnava, ma era girato alle spalle mie, a un certo punto alza la mano al contrario così, e io lo guardo e la mamma cerca di nascondergli la manina, dice non importunare. E allora io dissi lascia che dica che cosa. E questo bambino si alzò e c'è una cosa che Dio non vede più. E io dissi, e cos'è che Dio non vede più? I peccati che sono stati lavati dal sangue di Gesù. Wow. Egli ha tratto lode dalla bocca dei fanciulli. Che insegnamento dottrinale! C'è qualcosa che Dio non vede più, i tuoi peccati che sono stati lavati dal sangue di Gesù. Quindi non dire più ho peccato su quel peccato, perché quel peccato lì non c'è più. È qui nella tua mente. Davide diceva, il peccato è del continuo davanti a me. Vi ricordate? Mi consuma come un tizzone. Però poi lui esclamava, come è lontano il levante dal ponente, tanto egli ha allontanato da me le mie trasgressioni. Gloria a Dio quando lo Spirito Santo scende sulla tua vita e ti fa realizzare che Cristo ci ha lavati, ci ha purificati, siamo figli di Dio, amen. No, non siete convinti. Qui ci voleva un grande amen. Se siete convinti dite amen. Gloria a Dio, aprite le porte che sentono anche i vicini, che vengono qui a vedere quello che succede qua dentro, amen. Gloria a Dio. Noi offriamo il nostro culto in spirito e verità. Sono tali gli adoratori che il Padre riconosce e accetta. Gloria a Dio. Lo Spirito di Dio si muove in mezzo a noi mentre noi lodiamo. Quanti lo
lo hanno realizzato? Quanti hanno sperimentato? Che mentre stavi lodando il Signore eri venuto qua con un cuore triste, appesantito, c'erano problemi, c'è un problema, c'è qualcosa da pagare, non avevi soldi. C'era una volta un fratello che doveva affrontare una causa e non aveva avvocato. Non riusciva a pagare un avvocato, mi ricordo, tanti anni fa. E il Signore si usò attraverso una parola profetica. Non ti preoccupare, sarò io il tuo avvocato. Tu domani presentati lì, perché io ti difenderò. Questo fratello non sapeva niente, che questo fratello era andato in chiesa, diceva: Signore, io non ho avvocato. Questo è uno dei migliori avvocati che ci sono sul mercato, io non posso permettere, come posso affrontare questa causa? Ma una voce dal cielo scese durante il culto a Marostica e Dio parlò e disse: non ti preoccupare, perché io sono il tuo avvocato. E il giorno seguente vinse la causa senza avvocato. Perché il giudice difese lui. Disse: mi dispiace, avvocato, quello che lei sta dicendo non è coerente. Io do ragione a questa persona, anche se non ha un avvocato. E lui uscì da là dentro che saltava, chiamò e disse: il Signore ha risposto, l'avvocato era presente. Sì che l'avvocato è presente. Noi abbiamo un avvocato presso il trono della grazia di Dio. Gloria a Dio. Bene, gloria a Gesù. Voglio portarvi il messaggio della parola di Dio, che credo che sia così importante in questi giorni, perché facevo proprio delle riflessioni. Mi chiamano moltissimi fratelli da tutta Italia, tante fratelli, a volte anche per quello che io scrivo sulla mia pagina di Facebook, quando faccio una riflessione o anche quando magari registro anche un video, e mi chiamano delle sorelle, dei fratelli, che toccando questo argomento vedo che ci sono tantissimi vittime di questa situazione. Nella Chiesa del Signore ci sono molte vittime, anzi addirittura più delle volte ci sono più persone che sono state deluse di quelle che rendono salde la loro fede nel Signore. Stiamo vedendo proprio questo e me ne rendo conto. E sapete perché? Perché c'è un falso Evangelo che gira. C'è un falso insegnamento. L'Apostolo Paolo si è impegnato moltissimo a scrivere le lettere perché sapeva che negli ultimi tempi, parlava già lui allora degli ultimi tempi, sorgeranno in mezzo a voi dei falsi apostoli che insegneranno dottrine di demoni sbagliate. Quanti sanno che Dio non ha bisogno di pubblicità? Quanti sanno questo? Noi abbiamo dei pastori, degli evangelisti che fanno pubblicità a Dio. Dio non ha bisogno di pubblicità. Ma voi pensate, se Gesù fosse oggi sulla terra, ci sarebbe qualcuno con la telecamera dietro vicino che gli filmerebbe il miracolo che lui ha fatto? Ditemelo. Gesù diceva sempre: non andare a raccontare. Lui non aveva bisogno di pubblicità, di mettersi in mostra. E pensate che Gesù è cambiato? Pensate che lo Spirito Santo è cambiato? Sapete cosa attira di più oggi? Attira un Evangelo anacquato. Un Evangelo che ti dice: vieni perché Gesù ti guarisce. Vieni perché Gesù ti libera. Vieni perché Gesù... Ma perché non diciamo che Gesù salva? Lui non è morto per migliorare la nostra vita. Lui ha dato la sua vita per salvarci, per redimerci, per portarci dalla morte alla vita. Allora prendo un verso della parola di Dio, perché sono quei versi che a volte usano come slogan. Avete mai visto, no? Quegli invocami nel giorno della distretta, no? C'è quel verso che dice: io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Però non leggono quello che c'è scritto prima, mettono questo. Andate a leggere cosa c'è scritto prima. Offri a Dio il sacrificio di lode e mantieni il tuo voto all'Eterno. Allora invocami nel giorno della distretta, io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. E c'è qualcosa che dimentichiamo.
Ci sono credenti all'interno delle chiese che sono cresciuti con false ideologie e vedono un Dio che è pronto a tutto, che qualsiasi cosa tu chiedi. Allora il passo che voglio leggere con voi si trova in Filippesi capitolo 4, versetto 13. Vi ricordate il cantico che abbiamo iniziato? Con quale canto abbiamo iniziato? Chi si ricorda cosa abbiamo cantato all'inizio? Con te posso ogni cosa. Silvia, ci eravamo messi d'accordo di cosa predicavo? Ah, Gildo è stato, no? Gildo, eravamo d'accordo io e te, anche se siamo della famiglia, no? Ma non ci siamo visti. Tranne che sei venuto a cambiare il rubinetto a casa, ma... Voglio soltanto prendere questo verso, 4,13. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ma veramente posso ogni cosa in colui che mi fortifica? Ma veramente io posso ogni cosa in colui che mi fortifica? Attenzione, questa domanda ha un significato, cioè ha una risposta sì come no. Anche Giovanni, Gesù disse al capitolo 15 al versetto 16, la parte finale, tutto quello che chiederete al Padre mio nel mio nome egli ve lo dia. Quindi anche qui noi leggiamo questi slogan, tutto quello che voi chiederete al Padre mio nel nome mio egli ve lo dia. Allora facciamo dire alla Bibbia quello che la Bibbia non dice, perché non è così. Non è così. Io posso ogni cosa non significa io posso ottenere ogni cosa. Fratelli, una cosa che io odio proprio, veramente, sapete cos'è? La pubblicità ingannevole. Avete mai comprato un prodotto che l'avete visto in televisione che funzionava? Ve l'hanno fatto vedere che funzionava? Smacchia, toglie tutto, pulisce. È una cosa incredibile quello che fa, voi lo vedete, lui passa con... Una volta faceva una pubblicità dei graffi sulle auto. Tu avevi un graffio sulle auto, prendevi questa penna e si cancellava. Caspita, ho detto, la compro subito. Figurati i graffi che io ho sull'auto. Andai a comprare, non funzionava niente. E ebbi un inganno. Però io dico, siccome che è stato istituito un istituto proprio per le pubblicità ingannevoli, dovrebbero toglierli subito, a dire questo è falso, non lo potete mettere. Dovete mettere la verità. E siccome che il Signore ci ha detto di non predicare oltre ciò che è scritto, e quando predichiamo noi dobbiamo predicare la sana dottrina, dobbiamo predicare la verità biblica. E la verità biblica è che Dio ha una volontà sopra ogni cosa. C'è una volontà di Dio sopra ogni cosa. Cosa sai tu? Quando vai a dire a qualcuno il Signore ti guarisce, anzi il Signore ti ha guarito, cosa sai tu perché il Signore non è ancora intervenuto a guarire la vita di quella persona? Conosci tu il futuro di questa persona? Conosci perché sta vivendo quella situazione? Se Dio lo sta permettendo, sai tu il perché? E sai tu quanto deve durare questo tempo? No, non lo sai. Ma forse Dio vuole maturare questa persona in questa situazione. Io nella mia esperienza ho visto che sono state persone guarite subito, all'istante, il Signore le ha guarite, più viste in chiesa. Sono state guarite, liberate, un po' come i 10 lebbrosi. Tutti e 10 sono stati guariti, o no? Ma uno solo è tornato indietro. E Gesù gli dice proprio questo. Ma non siete stati guariti 10 di voi? E dove sono gli altri 9? A volte il Signore permette delle situazioni sulla nostra vita perché noi maturiamo attraverso quelle situazioni. La parola di Dio dice: non siete stati voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quello che chiederete al Padre mio nel mio nome, Egli ve lo darà. Ma sta parlando del frutto, sta parlando che quando avviene qualcosa, il Signore sta dicendo che tutto questo avviene per portare frutto alla gloria di Dio. Mi state seguendo? Quando io lavoravo in azienda, nell'azienda io ero responsabile della qualità dell'azienda.
quindi del pellame. Io lavoravo per le firme, quindi andavo a comprare pellame, andavo a comprare nella pelletteria. Quando io andavo a comprare il pellame, avevano fiducia di me, di quello che acquistavo. E poi non solo, io cosa facevo? Andavo sempre alle fiere per vedere se usciva qualcosa che migliorava, no? Quindi io andavo alle fiere, anche avendo esperienza nelle concerie, io vedevo che in conceria avevano dei macchinari che noi, quando compravamo le pelli, non le avevamo. Però io dicevo, ma se io riesco a acquistare il macchinario che c'ha la conceria, io risparmio. Perché? Perché c'era un macchinario che, ad esempio, ti misurava la pelle. La pelle, non so se avete mai visto il processo della pelle. La pelle viene bagnata, viene lavata, vengono degli acidi, e ci sono alcuni che sono furbi, concerie. Cosa fanno? Loro timbrano, misurano la pelle, timbrano la pelle quando la pelle è bagnata. Poi la pelle si asciuga e perde un 20-25%. Ti arriva a casa tua quando tu hai fatto il conteggio per vedere quella borsa o quella scarpa quanto consuma. L'hai fatto su una pelle dove il conciaio non era un ladro o non era furbo, lo faceva quando la pelle era asciugata e misurava la pelle. Ora, che succedeva? Quando noi avevamo fatto i consumi non ci trovavamo più, perché avevamo fatto un conteggio che una borsa consumava 1 metro quadrato, la misuravamo su quella pelle, ci voleva 1,20 m, 1,30 m. Dicevamo, qua come facciamo? Gli abbiamo già fatto il costo, ci andiamo a perdere 20-30 centimetri di pelle su 40-50 euro che costa 1 metro quadrato di pelle, se ne andavano già i primi soldi. Allora io, quando andai a vedere questo macchinario, gli chiesi, ma me lo potete vendere uno anche a noi? Certo che sì. Allora io cosa facevo? Come questo, come altri macchinari, che facevo una proposta scritta alla direzione generale. Voglio acquistare questa pelle così e così. E che cosa facevano? Loro valutavano, era secondo un progetto che portava frutto. Venivano stanziati quei soldi, venivano ammesse perché? Perché portava frutto all'azienda. Allora quello che noi chiediamo al Signore deve portare frutto per la sua gloria. Mi state seguendo? Dio ci dona ogni cosa che porta frutto per la sua gloria. Ed è importante questo. Se noi prendiamo la traduzione letterale, dice posso fare tutto ciò che Dio mi chiede perché Cristo mi dà forza e potenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, io posso tutto ciò che Dio mi chiede. Ma me lo chiede Lui, perché Cristo mi dà forza e potenza. Quello che più odio è il fanatismo religioso, in modo particolare pentecostale. Perdonatemi, so che sono in internet, ma non mi interessa niente. Nelle altre denominazioni non c'è questo fanatismo, perché predicano la parola. Nel movimento pentecostale c'è di tutto e di più. Io ho assistito di tutto e di più. Di chi ti predica questo, chi ti predica quest'altro, chi ti dice noi dobbiamo fare molta attenzione. Perché quando una persona gli viene detto che accadrà qualcosa, che succederà qualcosa, che vedrai che il Signore farà, facciamo molta attenzione. Ci sono tantissimi che sono stati delusi e si sono allontanati dalla fede perché non erano forti, hanno creduto. E guardate caso poi a chi credono, a quello che ha un carisma. Dobbiamo fare molta attenzione. Dio è Dio. Voglio innanzitutto dirvi che Egli è potente da fare qualsiasi cosa. Qua non ci piove. Dio è potente da risuscitare i morti anche oggi. Dio è potente da guarire da qualsiasi infermità, da qualsiasi malattia. Dio è potente. Quindi non voglio dire questo. Però quello che voglio dirti è che dobbiamo comprendere che c'è una volontà di Dio sulla nostra vita. Per ognuno di noi c'è una volontà. In Lui significa in Cristo e non per mezzo di Cristo. In Lui io posso ogni cosa, vuol dire che io sono in Cristo e Cristo è in me. E io posso ogni cosa perché Cristo vive in me.
ma non per mezzo di Cristo. Io non ricevo per mezzo di Cristo, io ricevo perché Cristo è in me. Padre, grazie che mi hai esaudito. Padre, noi siamo uno, io e te siamo uno. Non aveva bisogno, Signore, di fare una preghiera, di chiedere a Dio Padre quello che voleva, perché erano talmente così in comunione. Io non so perché a volte il Signore non guarisce, non so perché il Signore permette anche che qualcuno muoia con il tumore. Quanti hanno conosciuto il fratello Sergio? Abbassate la mano. Aveva poca fede Sergio? Non era spirituale Sergio? E come mai se l'è chiamato il Signore? Con un tumore. Però sapete cosa è successo? Che in quella circostanza noi siamo stati grandemente benedetti. Io ricordo ancora. Faceva le chemie, aveva le mani nere, tutto nero era. E veniva con i guanti, ve lo ricordate? E un giorno l'ho visto sulla chitarra, perché lui amava e voleva suonare con i guanti per lodare il Signore, era distrutto. Dobbiamo avere una piena consapevolezza e una certezza di fede e dobbiamo sfatare da queste false dottrine perché possiamo mettere in confusione le persone. Dio è Dio, è potente, è grande, è misericordioso. Se l'Apostolo Paolo poteva ottenere ogni cosa, perché non ha ottenuto quando ha chiesto al Signore 3 volte? Io ho chiesto al Signore 3 volte di togliermi la spina dalla carne. Perché non l'ha ottenuto? Se noi la pensiamo di ottenere ogni cosa vuol dire che io chiedo al Signore quello che io chiedo al Signore, Lui me la dà. Siete d'accordo o no? Allora perché? Perché il Signore gli voleva insegnare qualcosa. Perché la mia grazia ti basta. E sai perché ti basta? Perché si dimostra perfetto dove? Nella tua? Era debole l'Apostolo Paolo, ma era potente in Cristo. Lui dice una volta: io non sono venuto in mezzo a voi con discorsi persuasivi, io sono venuto con dimostrazione di potenza. Lui era pienamente consapevole che la potenza di Dio era su di lui, però sapeva che tutto otteneva per mezzo di Gesù Cristo e in Gesù Cristo e per la volontà di Cristo. Dobbiamo essere pienamente convinti, se no ce ne usciamo da qui confusi. Perché non ricevo? Non merito. Cosa ho fatto? Pastore, ma cosa ho fatto? Peccati generazionali sulla mia vita, mio nonno, mio bisnonno, e lui faceva questo, e l'altro ha fatto quest'altro. Filippesi 4, 11, 12, poiché ho imparato. Che bello. Poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato e anche vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e aver fame, abbondare e a soffrire penuria. Ho imparato. Dio ci fa attraversare certe situazioni per imparare. Se problemi non avessi avuto, non avrei compreso. Io ho sofferto di attacchi di panico. L'ho sofferto quando ero pastore. E mi chiedevo: ma com'è possibile, Signore? Io sono un tuo figlio, predico la parola. Ma che succede? Sentivo voci. Una volta stavo guidando la macchina, venivo qua e sentivo una voce che mi diceva: gettati fuori strada, buttati fuori da... E io venivo in chiesa e predicavo l'Evangelo, salivo qua dietro e predicavo, sceso da qui, continuavo a soffrire di attacco di panico, sono andato in crisi, mi sono detto: ma Signore, che sta succedendo? E il Signore mi ha rivelato: io ti sto insegnando per capire quelli che soffrono di attacchi di panico, quello che loro vivono, affinché tu capisca quello che loro vivono. E dopo un po' mi hanno telefonato da Roma, da Sicilia, persone che soffrivano di attacchi di panico. Pastore, il Signore nel sogno mi ha detto: devo parlare con te.
Dio permette delle situazioni sulla nostra vita e c'è un tempo che Dio stabilisce e noi non possiamo continuare a dire io liberato, sono libero. Aspetta, preghiamo il Signore, chiedi al Signore saggezza, sapienza da parte di Dio. Quello che tu stai pregando va bene, ma stai in silenzio e aspetta, perché non sai la volontà di Dio sulla vita di quella persona. Tu non conosci il perché. Io non so il perché. Ancora con mia figlia il Signore non risponde, non lo so il perché. Ma io dico, Signore, sia fatta la tua volontà, perché io la vedo che cammina nella fede, è con te, e non vorrei che tu la guarissi e se ne andasse lontano da te. Io la voglio così con te. Signore, mai che io mi allontanassi da te. Tienimi con te. Meglio, dice la scrittura, non è così che dice la scrittura, meglio entrare monco nel regno dei cieli, ma entrarci. Sii fedele fino alla fine. Sono queste le lotte, eppure ci troviamo in una società, in una chiesa dove iniziano a predicare e questo problema vi posso assicurare che prima non c'era nelle chiese. Io ho 64 anni, fra poco, non l'ho mai visto questi problemi qua. Sapete perché? Perché non c'era internet. Non si andava a navigare di qua, di là, a sentire il predicatore, il pastore africano e quello della cosa e quell'altro che è libero. Lasciamo queste cose agli altri. Lasciamo queste cose ai ciarlatani. Romani 12,2 dice non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà di Dio. Buona, gradita e perfetta volontà di Dio. C'è una volontà di Dio, buona, gradita e perfetta. Io so che su mia figlia c'è una buona, gradita e perfetta volontà di Dio. E allora non ho bisogno di chi gli va vicino e gli dice a lei come altri, ma sai tu, ma è successo, hai visto qua? Prega. Anch'io amerei vederla saltare, correre. Ma io ringrazio il Signore, perché è qui. Non è sempre facile al cristiano che vive in mezzo al mondo, anche con un cuore sinceramente consacrato, il discernere chiaramente qual è la volontà di Dio al suo riguardo, soprattutto rispetto alle cose esterne della vita. Solo una mente illuminata e rinnovata dallo Spirito può riconoscere con sicurezza questa norma. Siate rinnovati mediante il rinnovamento della vostra mente. Abbiate la mente di Cristo. Quanti avete letto? Stamattina ho chiesto a mia moglie, che lei è la mia studente, ho chiesto: Lisa, hai mai visto che viene riportato in Luca, capitolo 42, capitolo 22, al versetto 42, nell'orto del Getsemani? Quello che dice Luca è quello che dice Matteo. Avete mai messo a confronto queste due realtà nell'orto del Getsemani? Andate a vedere. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Che cosa avviene lì? Luca ci dice, prendiamo la parte del versetto 42, Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Vero? E al versetto 43 Luca ci dice: allora gli apparve un angelo dal cielo per dargli forza. Quindi Luca ci dice che dopo aver pregato il Signore, un angelo venne e gli diede forza. Mentre invece Matteo questo non ce lo dice. Ma addirittura in Matteo ci dice che Gesù è andato 3 volte a pregare.
La prima volta va a pregare e fa questa richiesta di preghiera. La seconda volta va e fa questa richiesta di preghiera. La terza volta va lì e fa questa richiesta di preghiera. E dice, ma non la mia volontà, Signore, ma la tua volontà sia fatta. Se ti è possibile, passami questo calice, Signore, perché è troppo pesante, è troppo amaro per me. E cosa ci dice? Ci dice, il versetto 44, e lasciatoli si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta dicendo le medesime parole. Andò a pregare per la terza volta. E non ci dice che mandò un angelo. Però in tutte e due le parti noi possiamo essere certi che il Signore ha detto non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Era Gesù. Era Gesù. C'è una volontà di Dio. Hai mai pensato che quello che tu stai attraversando, quello che tu stai vivendo, tu che mi stai seguendo lì da internet, quello che tu stai vivendo è nella volontà di Dio? Hai mai pensato che quello che ti sta succedendo nella tua vita è perché Dio lo sta permettendo affinché tu possa maturare spiritualmente? Affinché tu possa crescere spiritualmente? Affinché tu possa imparare? Lo scrittore agli Ebrei dice che il Signor Gesù ha imparato dall'ubbidienza. Gesù. Vi è un disegno di Dio su di noi, un progetto di Dio. Geremia capitolo 29 versetto 11 dice: infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire, una speranza. Dio ha dei pensieri per te, ha dei progetti per te e per me. Quando noi abbiamo ricevuto Gesù come Signore e Salvatore della nostra vita, sapete che noi siamo per Lui sia che viviamo sia che moriamo? Sapete che la nostra vita è nascosta in Cristo? Sapete che Lui ha il pieno controllo sulla nostra vita di ogni cosa? Sai che a Lui nulla gli sfugge della tua vita e della mia vita? Il lebbroso che io ho sempre visto questa scena, me la sono vista davanti ai miei occhi. Un lebbroso all'epoca viveva fra le catacombe, vivevano nei cimiteri e dovevano stare lontano dal centro abitato. La lebbra. Sente che Gesù sta passando da lì, nel centro abitato. Cosa fa questo lebbroso? Questo lebbroso rischia la vita, dice non mi interessa, tanto devo morire. Se non sarà adesso, la mia vita è destinata a morire. Quindi cosa fa? Si mette il sacco e corre. E chiunque lo vedeva, lui doveva gridare immondo, immondo, e la gente si doveva scostare. Lui va direttamente dove c'è Gesù. Tutti si scostano, tutti si scansano, un lebbroso, figuratevi. Ma che cosa dice questo lebbroso? Fa le preghiere che facciamo noi a volte. Signore, devi! Sii guarito! Signore, devi! No. Il lebbroso non chiede nulla al Signore. Non chiede devi. Il lebbroso fa questa affermazione. È meraviglioso. Signore, io so che se tu vuoi, tu puoi. Che cosa sta mettendo davanti a questa situazione? Sta mettendo la sua volontà o quella di Dio? Che cosa sta mettendo davanti? Sono stato colpito, sono un padre di famiglia, io lavoravo, Signore ho un lavoro, devo portare avanti casa, ho lasciato la mia famiglia, ho lasciato la mia casa, era nel giusto poter chiedere qualcosa del genere, siete d'accordo oppure no? Signore, ma è nella tua volontà, Signore, io so, Signore... No. Signore, io posso anche rimanere così, ma io so che tu puoi, se tu vuoi. E qual è la risposta di Gesù? Sì, lo voglio. Gli mette la mano sulla testa e gli dice sì netto,
Tocca il lebbroso. Tutti sono scappati. Per Gesù non è un problema. Toccare la tua infermità, la tua malattia. Gesù non è un problema. Ma quello che dobbiamo riconoscere ed avere una piena consapevolezza e certezza che sulla mia vita e sulla tua vita c'è la volontà di Dio. Giobbe lo capì alla fine. Adesso so che nulla può impedire il tuo disegno. Nulla può. Capì che era un disegno di Dio sulla sua vita e sto disegno che Dio aveva fatto non era un disegnino, era un disegnone. Si prese tutto il diavolo, case, figli, tutto quello che aveva. E era un uomo da colpire, era un uomo che meritava di essere colpito, perché a volte c'è anche questo, purtroppo. Sai, tu ti trovi così perché c'è un peccato nella tua vita, perché se tu non avessi fatto questo. Ma ditemi una cosa, chi era degno questa mattina di venire qua dentro? C'è qualcuno che poteva dire io? Sì. È stato Cristo su quella croce che ci ha resi degni, perché quella cortina del Tempio si è squarciata e non si è squarciato da sopra in giù, da sotto in su, perché è partita da qui. Cristo ci ha aperto una strada che tutti quanti noi possiamo accostarci al trono della grazia con piena certezza di fede. Ci possiamo accostare a Lui. L'Apostolo Paolo dice che noi non sappiamo pregare come si conviene. E io è questo che ogni volta dico al Signore: Signore, io ho questa volontà nel mio cuore, desidererei questo, però, Signore, ho imparato dopo tanto tempo che la Tua volontà sia fatta in questa situazione. Quello che ti chiedo, Signore, dammi pace, sapienza e saggezza. In qualità di pastore mi sono trovato tante volte davanti a delle difficoltà così difficili che non ho saputo comprendere e non ho saputo dare una risposta. Una coppia che non frequenta più questa chiesa, ma frequenta altra chiesa, mi avevano chiamato di notte. Lei aspettava il secondo figlio, incinta di 8 mesi. Gli scoppiò il fete nel grembo. Sapete che significa scoppiare? Scoppiò. Era piena di sangue da qui fino ai piedi. Era nera. Mi chiamarono di sera tardi. Gianni, devi correre qui. Addirittura ne parlarono i giornali, un caso unico. Faceva scuola domenicale, segnava, marito. Cosa gli vai a dire? Cosa gli vai a dire? Io, strada facendo, dicevo: Signore, adesso che gli dico? Posso essere il tuo avvocato? Perché è successo questo? E allora io prenderei a quelli lì che dicono 1000 te ne graderanno a destra, 10.000 alla tua sinistra, non ne sarai colpito da questo. Prenderei questi personaggi qui che fanno dire alla Bibbia ciò che la Bibbia non dice, oppure il Signore in quel caso ha parlato in modo particolare. Ma non è questo. Perché la parola di Dio dice che piove sui giusti e sugli ingiusti. Gli fecero quella domanda a Gesù, vi ricordate? Ma perché è nato così? Per i suoi genitori, per i suoi parenti? Perché era questo quello che correva ai tempi dell'Antico Testamento. Avevano sbagliato. Una malattia che gli veniva, la lebbra, era perché c'era peccato. Era colpito da Dio. Purtroppo queste eresie corre ancora nella Chiesa. Quindi voi pensate, per chi sta soffrendo e sente qualcuno che gli va a dire anche queste cose qua, soffre il doppio o il triplo e va in confusione. E vi posso assicurare che io ne ho tantissimi che mi chiamano che sono in confusione.
perché i falsi insegnamenti gli sono stati dati. Fratelli, noi abbiamo la parola di Dio e la parola di Dio non si sbaglia. La parola di Dio si spiega sempre con la parola di Dio. Allo stesso modo, Romani capitolo 8, versetto 26, allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla vostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stessi per noi con sospiri ineffabili. E lo dice l'Apostolo Paolo. E in Efesini capitolo 6, versetto 18, guardate cosa dice. Pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera, di suppliche, come? Nello Spirito. Dio ci ha dato lo Spirito Santo, l'ha dato alla Chiesa, a tutti quanti noi. E quando Lui ha dato questo, ci ha dato la sapienza, la saggezza, la rivelazione ad ognuno di noi. E quando noi dobbiamo pregare nello Spirito. Cosa vuol dire? Dobbiamo essere guidati dallo Spirito di Dio. E non dobbiamo permetterci di aprire bocca e dire delle cose che il Signore non ci ha detto di dire. Perché non possiamo addolcire la pillola. Non possiamo fare pubblicità ingannevole. Dio non ha bisogno di pubblicità. Dio è Dio, in un attimo può liberare, può guarire secondo la sua volontà. Noi dobbiamo dire, Signore, noi sappiamo che se tu vuoi, tu puoi in questo momento guarire e liberarla. Ne siamo certi, sicuri, convinti. Però, Signore, vogliamo attenerci alla tua volontà sulla vita di questa persona, perché noi non la conosciamo, noi non sappiamo, ma Dio sa. Dio conosce ogni cosa. Allora questa mattina, quello che mi sento di dire, non andare in confusione di quello che tu stai vivendo. Non so se qualcuno ti abbia detto qualcosa, qualcuno ti ha riferito, ti abbiano detto qualcosa. Questa mattina allora questa predicazione è proprio per te. Perché tu devi sapere che innanzitutto se tu hai dato la tua vita al Signore, la tua vita appartiene al Signore. E che nulla gli sfugge di te. E che Lui sa ogni cosa e conosce ogni cosa. Vivi con la piena consapevolezza che l'Eterno è l'Eterno che guarisce. Questo devi viverlo con la piena consapevolezza, che il nostro Dio è un Dio che guarisce. Però vivi con la consapevolezza di sapere che c'è un tempo per ogni cosa e che Dio stabilisce il tempo. E quindi quello che voglio dirti, devi vivere con una gioia nel tuo cuore di sapere che malgrado in mezzo a questa situazione, in mezzo a questa battaglia, in mezzo a questa situazione che tu stai affrontando, che stai vivendo, tu sei al centro della volontà di Dio. Io non lo so, io non so che cosa non so. Una volta qualcuno me l'aveva detto, ma sai, io non lo so, io so soltanto una cosa, che io sono al centro della volontà di Dio. E quindi non so perché sono dovuto entrare in ospedale 3 volte a operarmi sempre dello stesso intervento. Non lo so. Però so che per 3 volte sono andato in ospedale e mi sono messo a predicare nell'ospedale. Questo lo so. 2 erano proprio atei e sono usciti non atei. E non lo so il perché. Non so perché Dio permette certe cose. Non lo so qual è il motivo. Però io so che Dio guida le circostanze. Dio guida le circostanze. Dio guida la tua vita. Abbiene la piena consapevolezza e certezza questa mattina. Affidati al Signore completamente e non ti preoccupare, perché il Signore interverrà. Il Signore verrà. Ci sono momenti nella nostra vita che siamo fatti di anima, corpo e spirito e quindi la nostra carne, cioè l'esteriore, va disfacendosi giorno dopo giorno. Lo dice la scrittura. Quanti hanno 60 anni? Alzate la mano. Ok, bassate, grazie. Gli occhi sono uguali quando ne avevate 20? Correte come correvate quando avevate 20 anni? No. Mangiate lo stesso come mangiavate a 20 anni?
Cioè io mi ricordo che la pizza la mangiavo a mezzanotte, all'1, ma me ne mangiavo anche 2. Adesso se la mangio ma anche un pezzo. Perché? Perché il libro all'Ecclesiaste dice: vengono i tempi, viene il momento che quelli che guardano da lontano si affuscano gli occhi. I battenti iniziano ad avere problemi. Non posso più mangiare roba dura. Perché? Perché Dio ha stabilito che sulla nostra vita c'è un tempo. C'è un tempo. E che noi non sappiamo approfittare. Il tempo. Però voglio dirvi una cosa. C'è anche chi ha predicato, perché è bello, io li vado ad ascoltare queste prediche, perché sono talmente bravi. Perché prendono quel verso che ha detto, chi vi viene in mente? Che era anziano, era vecchio, dice però io sono ancora giovane e forte come quando avevo 20 anni. Caleb, vi ricordate? Caleb dice, Signore dammi la terra che mi hai promesso, perché io sono ancora giovane e forte. Come Dio ha voluto così per lui, ma non è detto che sarà così con te. Però siamo bravi a prendere dei versi e dire, vedete, perché il giovane, perché anche i vecchi nella loro portano nella loro vecchiaia, porteranno frutti, sì, ma chi? Di che frutto sta parlando? Allora non facciamo dire alla Bibbia ciò che la Bibbia non dice. Predichiamo la sana parola dottrina di Dio. E io spero che questa mattina questo messaggio abbia potuto fortificare la tua fede, abbia potuto incoraggiare la tua fede e che tu possa, se stai guardando certe cose o vivi delle situazioni o guardi chi predica certe cose, chi annuncia, lasciate queste cose a chi annunciano queste falsità. Sapete chi è che fa questi tipi di pubblicità? Sono i satanisti, sono quelli che fanno la cartomanzia, quello che fanno, tu hai perso tuo marito, vieni qua, lo recupererai, tu non hai più soldi, vieni perché riceverai, tu vieni qua così. Gesù ha detto nel mondo avrete tribolazioni. Gesù ha detto quello che hanno fatto a me faranno anche a voi. Ora mi sapete dire i 12 apostoli come sono morti? Come sono morti? Di vecchiaia? Chi è stato segato? Decapitato? Vuoi seguire Gesù? Vuoi ancora seguire Gesù? Sei ancora pronto per seguire Gesù? Malgrado possa succedere quello che succede, la mia vita appartiene al Signore. Io non seguo il Signore perché mi conviene seguire il Signore, perché su questa vita io ricevo. No. Io seguo il Signore perché il mio nome è scritto nel libro della vita, io ricevo la corona della vita eterna quel giorno. E qualsiasi cosa, io so che il Signore non mi lascia e non mi abbandona mai. Anche nelle difficoltà. Cosa dicono Shadrach, Mesach ed Abednego quando stanno affrontando quella fornace ardente? Che cosa dichiarano? Anche se il Signore non dovesse rispondere. Io so che il nostro Dio è potente da liberarci dalla tua mano, Re. Ma se anche non dovesse rispondere, siamo pronti a scendere dentro a quella fossa di fuoco. Nella fornace ardente, siamo pronti ad andare, ma noi siamo sicuri, convinti, che se Dio vuole può. E Dio ha voluto. E dove l'ha fatto? In mezzo al fuoco. Non l'ha fatto prima. Noi vorremmo vedere sempre prima le cose, vero? Sempre prima. Ma loro finché erano lì vicino alla fornace, erano lì, poi l'ha spinta, e quelli che l'hanno spinta sono morti, bruciati. E loro che sono caduti dentro, quando sono usciti non puzzavano neanche di fumo, loro. Voi provate a fare il fritto a casa. Dio è Dio. Amen? Vogliamo alzarci in piedi?
Vogliamo chiudere i nostri occhi. Voglio pregare. Voglio pregare per chi sta vivendo un momento difficile, particolare. Voglio pregare per te. Non imporrò le mani su di te, attenzione. Non metterò le mani su di te. Voglio solo pregare affinché la certezza di questa situazione che tu stai vivendo possa viverlo con la piena consapevolezza che Dio ha tutto sotto il suo controllo nella tua vita e che c'è un tempo per ogni cosa. Il Signore risponderà come Lui ha desiderato, come Lui ha voluto. C'è un disegno di Dio sulla tua vita. Allora, se i musicisti potete cantarci un canto, un inno, potete venire qui. Allora, mentre i nostri occhi sono chiusi, io so che questo messaggio questa mattina è servito più di qualcuno in mezzo a noi, perché è una confusione, qualcosa, eri incerto, ma il Signore questa mattina ha parlato alla tua vita, ne sono certo di questo, sono sicuro che il Signore ha voluto mettere ordine nella tua mente. Fai attenzione a ciò che ascolti, fai attenzione a ciò che vedi, fai attenzione ai ciarlatani, fai molta attenzione. Noi predichiamo la sana dottrina della parola di Dio, che è la verità biblica. Dio conosce ogni cosa, Dio è sovrano e ha ogni cosa sotto il suo potere. Allora, mentre chiudiamo gli occhi, se tu senti di venire qui davanti, vieni qui davanti. Se vuoi rimanere dove sei, rimani lì. Se vuoi inginocchiarti, inginocchiati. Ma mentre cantiamo un canto, lasciamo che lo Spirito Santo porta certezza e consapevolezza nella tua vita, di sapere che ogni cosa coopera al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia. Santo sei, Signore. Maestro, ho bisogno di un miracolo. Trasforma la mia vita ed il mio stato. È tempo che non vedo più la luce, tentano di seppellire la mia gioia, cercando di cancellare i miei sogni. Lazzaro la sua voce udì quando fu rimossa quella pietra, e dopo 4 giorni lui risuscitò. Maestro, non c'è niente che tu non possa fare, solo nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo, rimuovi la mia pietra e chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, risuscitami. Maestro, ho bisogno di un miracolo, trasforma la mia vita ed il mio stato. È tempo che non vedo più la luce, tentano di seppellire la mia gioia, cercando di cancellare i miei sogni. Lazzaro la sua voce udì quando fu rimossa quella pietra, e dopo 4 giorni lui risuscitò. Maestro, non c'è niente che tu non possa fare,
solo nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo. Rimuovi la mia pietra, chiamami per nome e cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita. Fai un miracolo e toccami adesso, tirami fuori, risuscitami. Alleluia. Tu sei la vita, la forza dentro me. Tu sei figlio di Dio, mi fai vincere. Alleluia. Signore di tutto in me. Sì, Signore. Io sento la tua voce, mi hai chiamato per vivere una storia di potere. Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome Signore, grazie. e cambia la mia storia Gloria a Gesù. e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita. Fai un miracolo e toccami adesso, tirami fuori, rimuovi la mia pietra e chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita. Fai un miracolo e toccami adesso, tirami fuori, risuscitami. Alleluia. Gloria a Gesù. Risuscitami. Signore, risuscita la nostra fede. Di avere quella consapevolezza, quella certezza di fede, di sapere, Signore, che Tu hai tutto sotto il Tuo controllo. Che nulla ti sfugge, Signore, e che se noi viviamo al centro della Tua volontà, Tu, Signore, hai un tempo per ogni cosa. E che, Signore, Tu sei potente da risuscitare completamente, da guarire, da liberare, da sanare, Signore. Ma quello che noi ti chiediamo, Signore, questa mattina è che noi possiamo vivere con una fede sincera in Te. Con una consapevolezza, Signore, che il nostro nome è scritto nel libro della vita. Perché questo è il miracolo più grande che Tu hai fatto nella nostra vita, quello di salvarci. Signore, grazie, perché il Tuo Figlio Gesù è venuto su questa terra per salvarci, per riscattarci dal peccato. Sappiamo, Signore, anche che per le Sue lividure noi siamo stati guariti. Crediamo nella guarigione, crediamo che Tu puoi tutto, Signore. Ma soprattutto, Signore, noi vogliamo dirti questa mattina, come il Signor Gesù ci ha insegnato: Padre, non la mia volontà, ma la Tua volontà sia fatta nella nostra vita. Signore, grazie perché Tu conosci il desiderio del nostro cuore, conosci quello che noi desidereremo vedere, Signore, ma noi sappiamo con piena certezza che Tu desideri il meglio per noi. Amen. E sai cos'è il meglio per noi, Signore. Se ci sono dei momenti che dobbiamo attraversare, delle situazioni che dobbiamo vivere, Signore, affinché noi impariamo. Nella Tua parola, Signore, Tu ci parli di potatura. E la potatura non è qualcosa di leggero, ma quando viene potata una pianta c'è una lacrima, piange, c'è dolore. Signore, a volte in alcune situazioni, sì, ci sono lacrime e dolori, però noi sappiamo che la Tua parola dice affinché ne dia di più, affinché sia fortificato attraverso questa situazione. Signore, noi vogliamo uscirne vittoriosi da certe situazioni, da certi momenti così difficili,
ma vogliamo dirti, Signore, vogliamo vivere al centro della tua volontà. Sia fatta la tua volontà nella nostra vita. Grazie, Signore, per questa parola che tu hai voluto dare al nostro cuore questa mattina. Avere questa certezza, vivere in te, Signore, e non vogliamo lasciarci trascinare dalle false dottrine. Signore, non vogliamo essere illusi da nessuno, perché tu non illudi e non deludi nessuno. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Signore ci benedica. Buona domenica.